Buonasera. Da noi Benz. De Bidacito. E di Nan? Giuseppe Bazzella. Lo faccio hobby e questa è una cosa bella da mandare ai giovani di oggi. E come si può con così giovane età essere già avere il tuo passato? Da quanti anni per esempio dipingi e cosa hai fatto? Allora, dipingo praticamente da piccolissimo, però qualcosa di serio ho cominciato a farlo dall'87, quindi esposizioni, concorsi vari. Non gli si può dire che sia un'arte copiata o un'arte applicata, quello sì. Se su noi invece sul banco di uno dei soreri per un anno su chi sa Sardegna Denedi, Vittorio Pirasa, da chi has imparato? Ho lavorato in un laboratorio della Casa del Gioiello da Angelo Trono. Perché prima si andava a traballare e a sul maestro si pagava, non fu sul maestro che pagava su scienti, ma fu su scienti che devi pagare sul maestro per imparare i sappi. Allora, io dipingo praticamente da bambino, però in mezzo all'arte vera e propria mi sono buttato nei primi anni 90. Partecipa spesso a manifestazioni di questo tipo oppure... Questa è la seconda volta. E chi di domandante e come ti è andato, dove ti ha fatto e ti ha risposto? È perfetto. Il maniscalco, su Verreri, Crazzendi su Guardo. Beh, tu sei una veterana della festa all'orto, cosa ti è sembrato quest'anno? Come sempre, il clima che si respira è coinvolgente, è bellissimo, si ritrovano gli amici. Totto Puccio, da noi bene. De bidde, de gonnos fanatica, bidde burricas. No, Burricas o burricas? Budde cidro che do burricas a me a scuola. Burricas a Space. Perché questo signore non un parri d'attrezzo, però è un grande insegnante di materie classiche, greco e latino, perché insegna al liceo classico. Sommi che vai di giochiccio de Ganna, chi ne sei da noi bene? Giovanni Lusso da Tramazza. Commenti di venire a Conca, de Arroghe Ganna, de vai tutte queste cose? Bene, cada vendi satro chi lo brusan, da dopo che il caldo de va sul rovescio, quindi può fare anche una cosa che fonti gusto si opera. Da più qualcuno has imparato tutto a passare tu? No, sono tutti nati a casa questi lavori. Se ho induanto dai sin umano della civiltà di Sarda, mi dai pinà in pago fuedo chinisesi e tavaisi da noi bensi. Allora, sono Marco Cabra, sono di Villamarra e faccio questi lavori così per passatempo e spero che diventerà una cosa in futuro, un lavoro che mi dia soddisfazioni. Se uso noi che stiamo due uomini che chi non fesse per te vestito con due pantaloni che non è cosa nostra e con due maglietta che non è cosa nostra, si poteva pensare che si è tornato a coda 4.000 anni su. Chi ne sei e t'avvai da noi bensi? A me mi nanta Giorgio Cannasa, vengo da Terrava, ho abitato accanto di Monte Arce, anche dove è Sossidiana, che è antico nostro, sto traballando 5.000 anni prima di Gesù Cristo. Si sono piegato questa passione di ricostruire questo attrezzo che si diventa un po' bivi, di spunta di frecce, ho ricostruito il sarco con raggi, con le frecce, devo provare, capire come funziona. E in più tutto questo attrezzo, tipo un raschietto, un cotterdo, un raschiettoso che viene fatto su ossidiana, poi altra cosa non c'è in dia, c'è sallina, sta pedra e sosso. E con questo si deve arrangiare con bivi questa giornata di ogni giorno, si fa questa cosa a pai, scuoia i sangioni, fai sperdi, si può vestire. Cosa vai su giunco, cosa vai a barracca, insomma tutto questo che viene questo modo di vivere di questa preistoria. Luigi Tatti commenta ogni anno a sotto questo piccioccheddo suso. Qual è l'idea? Ma l'idea è sempre di continuare. Mi sorto dei artisti che io penso che lo sto visto nascere in sorto dei artisti 8 anni fa, io sono carrierato giochini.
però me che biga tutti gli artisti a mano della Sardegna sono arrivati a sorto dei artisti. Ingegnata, canto una cosa combinata, essa causa sa di paese, sa pirini e sa scoppiai, gente sarda, cante scuri, con su picco e con sa securi, cambia mentalità di già e temoi, e non su impari e usava gai e progetti usava. Cosa ci fa professor Marci a Tuili oggi, 10 giugno del 2001? Beh, sono venuto a trovare gli amici, a vedere quelli che stanno lavorando, a partecipare a questa festa dell'arte in un orto. Ci sono molti motivi per essere qui. Cos'è per te la terra e per esempio è soltanto la tua terra o è la terra in senso largo? Che affinità ci sono fra le terre di Tuili, le terre del tuo paese o della Sardegna o del mondo? Beh, intanto secondo me la terra è disciplina nel senso di ordine interiore, di pazienza, di capacità di sopportare le avversità, di tenacia, di convinzione che prima o poi comunque ce la faremo, che l'uomo che ha l'idea di piantare un albero, ha l'idea di seminare, è un uomo che sa guardare al futuro, non ha paura di guardare al futuro. Questa è la prima cosa. La terra di Tuili, la terra di un qualunque altro paese, la terra della Sardegna, più o meno, con qualche difficoltà maggiore o minore, con qualche zona un po' più felice. E io credo che la terra della Sardegna sia veramente un banco di prova eccezionale, per la sua non lo dico con gioia, per la sua durezza, per la scarsità dell'acqua, perché è una prova più forte rispetto a quella rappresentata da altri luoghi che hanno terreni profondi, dove non ci sono le pietre. E noi poi alla fine, convivendo con queste pietre, ci siamo anche affezionati, abbiamo trasformato la pietra in un nostro mito, in realtà è la prima nemica di chi voglia coltivare la terra. È un elemento che ci portiamo dentro, trascorsi millenni di consuetudine, io dico di battaglia, anche di fatica, di fastidio, ma poi alla fine è come un avversario leale e forse anche qualche cosa di più. Forse anche la pietra è una misura del valore dell'uomo, della sua capacità di controllare il tempo. Quanto dei ospiti che mi fai di onori e pregio da anni ogni anno sotto me è uno dei maestri umani era una massasata adesso strege terra, ma non ha un senso umano adesso vuoto, non commenta senso limitativo. Luigi Nione di Assemi. Che ti prova quando ti vuoi su arroga terra sopra sui torni da quel mouse? Sempre emozioni, sì. Posso fatto che quando piego a rogo di argilla, questa argilla è un massello denuda, è un rogo morto, insomma è un corpo morto questa cosa. Che ci rughetta sul disco del tornio, quando comincia a girare, ci poi si mouse, può accarezzare e comincia a nascere. Nasce ditta su chi penso. Posso fare qualunque cosa di questo massello di argilla, che non conta nulla. Però rinascendi a creare questa cosa, a risolvere il soggetto, immediatamente ti fai questionare, cioè questiona il soggetto. Potrebbe criticare, di questionare questa gente, l'oggetto esti, le funzioni dei. Cantando sei traballando sa terra? Esattamente 56 anni. È una vita. E tu da chi ne hai imparato? De babbo mio. Babbo mio si narranta stregiaio, non sa. Stregiaio te è chiavinai. Che fa diventa su stregio, cioè marigas, sciveda, frascos, stangiadas, vasos,
testos, ramos, testos, floris e tutta questa cosa. E quindi isso che ha fatto dei picciocchetti proprio di età di 20 anni, a me mi ha trasmesso questo mestiere. E questo mestiere mi ha imparato bene, perché isso forse fa meglio di me. Diciamo che come era solito dire un allenatore di calcio, Fascetti del Bari, questo appuntamento è un casino organizzato. Come dire che sembra che non ci si raccapezzi, invece poi si torna anche nella disperazione più nera, no? L'incanto si ricompone tutto, come le sculture di Zarina, come gli asinelli e speriamo anche come la cavallina Circe, nome non casuale di una Jarab che è lì, no? L'avrai ripresa, spero per te Andrea. Ora, siccome bisogna anche guardare al tempo che verrà, probabilmente, forse è solo una speranza mia, probabilmente questa festa va fatta un tantino prima con l'erba verde, verso maggio, metà maggio, anche perché essendo Franco Madà notoriamente un credente praticante, la prova che ha questo rosario al collo, ed essendo il mese di maggio dedicato a Maria, essendo lui un figlio di Maria, anche perché sennò non vestirebbe di bianco, forse il tempo degli orti, il mese degli orti è quello di maggio e non quello di giugno, così c'è meno caldo, c'è più verde e anche ci sono le piante in amore, i cavalli, gli asinelli. E speriamo un noso puro. E noso puro per omnia secula seculorum. Nara amen. Amen. Io lo domandai, ma secondo voi, noso come a popolo, teniamo questa speranza di tornare a su connotto, delle comunità, di si tornare a cattare in giro a festa? Chi si avvestano sempre fu religiosa, ma fu per laica che è religiosa. Questa festa è religiosa e laica. È laica. Ma teniamo su spera di tornare a questa festa, se no è festa dei bottos e dei modernità che punti fatenti che a suo popolo non disappartiene più. Non si profeta, però si vedeva su cose come queste che si offendono in noi, no? Un sarte, no? Ma un sarte libero, no? Libera, perché noi c'è grandi artisti di un certo cavallo, artisti di me. Tu hai fatto invitare 350 persone, se saranno a fare questa come noi, questa cosa, questa manifestazione comunità, no? Il sostegno della cultura, il sostegno dell'arte, no? Beh, devo pensare ancora, se vai a mettere questa festa poi ti potevo recuperare qualcosa, però non si può adesso la festa, che festa è naturale, se ci mangi come una porta, il suo tempo si è cambiato. Quindi in qualche modo ora sì, non hai coraggio? Sì, certo. Non è cosa male su che si fa dentro? No, cosa bella, anzi, appunava gente che viene con me questo mangiano, vai me lavoro, ripetite queste cose che fai tu. Tu sei un uomo bene, non può nulla portare questa barba, un sapiente antico, un soffo. Mi manca pezza sapienza, santichità deve essere che da volta. O zio Giovanni, Dio mi faccio l'augurio. A noi a Postedo, a patto ogni dica, c'è riuscito canto di europei e andavo con Postedo, ma in noi, come appuntamento, dovevo ogni anno. Stanno passando da regoto temporale. Temporale. Qua basca che Dio ti campi, e circa 2 minuti per regare il Santo Santino. No, ma su tempo tu decidi. E Sant'Antonio su fuori. E se ho convinto che su tempo meritorio posso essere Vince a me. Speravo. Grazie. La speranza è una divinità. Grazie.